Il giorno del lutto cittadino a Tarvisio per onorare Simone De Ciglia e la sua famiglia in questo triste 7 febbraio 2026. Una comunità, quella della Val Canale, in lutto per la perdita di un giovane ragazzo che amava la vita, la sua terra, sempre pronto con tutti. Tarvisio perde un figlio, un fratello, perché innanzitutto era sempre pieno di gioia, sempre solare, ma come tutta la sua famiglia in realtà, che poi hanno un bellissimo albergo, una bellissima struttura. Lui noleggiava gli sci, ma quando poi nevicava partiva a sciare magari nel fuoripista, ma come tanti noi fanno, quelli che amano la montagna, ci tengo a dire, lo fanno con normalità. Il sagrato della chiesa di Camporosso, riempito in ogni ordine di posto disponibile, che ha accolto una folla commossa per l'ultimo saluto a Simone, il 33enne tarvisiano morto mercoledì pomeriggio, travolto dalla valanga mentre si trovava su Lussari per registrare dei video e foto assieme agli amici. Nemmeno la pioggia battente ha fermato il lungo peregrinare di amici e conoscenti, troppo piccolo il Duomo di Camporosso per accogliere le persone, e per questo si è deciso di celebrare la funzione religiosa del piazzale. L'omelia è stata officiata da Don Emanuele Paravano. Forse le qualità più vere di Simone le vediamo come un testamento, scritte nelle sue immagini. È toccato alla sorella Elisa tracciare il ricordo dell'amato fratello, sorretta dalla forza del ricordo di Simone, e con parole incrinate dal pianto ha saputo descrivere chi è stato. Simone per me non era solamente un fratello, ma era il mio migliore amico, le mie spalle. La stessa ha annunciato che Simone tra poche settimane sarebbe diventato papà, ma il destino per lui ha giocato un atroce scherzo, togliendogli la gioia di coronare il sogno tanto atteso con la sua amata Alice. Al termine della cerimonia il viaggio verso l'antiguo cimitero, dove la salma è stata tumulata nella tomba di famiglia.